Rieccoci nuovamente assieme con A voi la linea. Questa sera Buia festeggerà il suo campione olimpico Jonathan Milan, medaglia d'oro nell'inseguimento su pista a squadre. Appuntamento in Piazza del Mercato alle 20. La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Telefriuli. I festeggiamenti però sono iniziati nella tarda serata di ieri all'aeroporto Marco Polo di Venezia, dove Jonathan è atterrato in arrivo da Tokyo, accolto da familiari e compaesani arrivati da Buia in corriera. Vediamo. A Venezia il coro scandisce solo due parole, oro e Milan. È così che il fan club ha raggiunto ieri sera Jonathan Milan di rientro dai Giochi Olimpici di Tokyo. Tanta emozione per il ventenne friulano che sfila la medaglia d'oro dalla tasca con grande semplicità. Una grande impresa quella realizzata con il quartetto azzurro all'Isu Velodrome, che è entrata nella storia. 3 minuti 42,032 è il tempo che ha consacrato Milan campione olimpico nell'inseguimento a squadre su pista. C'è ancora molta incredulità per quello che è successo, nonostante la medaglia d'oro sia finalmente arrivata a casa. Jonathan, ti aspettavi tutta questa gente ad accoglierti? No, assolutamente no, mi aspettavo magari i miei genitori, la mia ragazza, i miei amici, ma sinceramente no, assolutamente no. È passato qualche giorno da quando tu hai vinto la medaglia, adesso qua iniziano i veri festeggiamenti, hai iniziato a realizzare quello che avete fatto? Ma non ancora sinceramente, è qualcosa, quello che abbiamo fatto penso che lo realizzerò col tempo e non so quanto ci vorrà, sappiamo che abbiamo fatto un qualcosa di veramente grande, di veramente importante e niente, siamo tutti molto soddisfatti, adesso un po' di relax e poi si ricomincia con la preparazione. Tanti i parenti, gli amici e le autorità presenti al Marco Polo che hanno voluto congratularsi con il ventenne buiese e guardare da vicino la medaglia d'oro. Dopo 3 settimane Jonathan ha potuto finalmente riabbracciare mamma Elena e papà Flavio, ancora molto emozionati. Allora, noi abbiamo detto, sapremo che tu ci darai il massimo di te stesso, divertiti, perché quello è fondamentale e poi tutto il resto viene da sé. Io penso che il risultato che Jonathan ha ottenuto sia la dimostrazione che quando ci metti la passione e sei determinato e ti impegni, i risultati prima o poi arrivano e danno grande soddisfazione. La prima volta che è salito in bici ve lo sareste mai immaginato che sarebbe tornato a casa con una medaglia d'oro? Veramente no, così presto no. Abbiamo sempre sperato, abbiamo sempre cercato di lavorare per farli crescere bene, però così presto mai. Assieme a Jonathan è atterrato a Venezia anche il suo compagno di squadra, il milanese Francesco Lamon. Sono stati dei giorni mentalmente difficili gli ultimi, perché comunque tra interviste, conferenze stampa eccetera, però sono tutte cose che si fanno molto molto volentieri, perché comunque vuol dire che è andata bene, noi ce la stiamo godendo, io in primis me la sto godendo al massimo, quindi questi giorni qua serviranno proprio appunto per gustarmela in modo tranquillo a casa con le persone che mi fanno stare bene. Qual è il momento in particolare che ti ricorderai di più di Tokyo 2020? Il momento in cui, no, sono due momenti, il fatto della semifinale, quando comunque abbiamo capito che una medaglia l'avevamo al collo e ce la saremmo giocata in modo tranquillo, e l'altro ovviamente quando ho visto a fianco al nostro nome dell'Italia c'era il cartellino verde, quindi che avevamo vinto. I festeggiamenti però sono tutt'altro che finiti. Questa sera dalle 20 Buia scenderà in piazza per festeggiare Jonathan e il suo oro. Anche quest'estate il West Nile virus è arrivato in Friuli Venezia Giulia. Il primo caso è stato confermato ieri nel Pordenonese su un paziente di 67 anni ricoverato dal 5 agosto. Tutti i donatori di sangue della regione vengono testati a livello precauzionale. Ne abbiamo parlato con il presidente dell'AFDS Roberto Flora. Flora segnala che attualmente siamo sotto di una quarantina di donazioni al giorno rispetto alla media. Il sangue più richiesto è quello del gruppo A positivo. Vediamo. Presidente, ieri è arrivata la conferma di questo caso conclamato di West Nile virus nel Pordenonese. Come succede in questi casi, si attiva un po' la rete per quanto riguarda i donatori di sangue. Che cosa succede, che cosa cambia, che cosa prevedono i protocolli di fatto? Allora per i donatori di sangue non cambia nulla, perché chi va a fare la donazione di sangue in questo caso ci sarà un esame in più, un controllo in più su questo wellness virus, che per noi come donatori di sangue lo sappiamo benissimo che ogni estate c'è. È stato messo un po', diciamo,
in parte perché con la pandemia la notizia era più importante, ma è una cosa normale, questa zanzara è già da decenni che gira e i donatori sono preparati. Chi fa la donazione viene controllato e quindi viene monitorato. La donazione si può andare tranquillamente e quindi andiamo a donare tranquillamente senza problemi. Com'è la situazione per quanto riguarda le donazioni di sangue? Sappiamo che il periodo estivo comporta delle difficoltà, vogliamo fare un po' il punto della situazione. Certo, sappiamo benissimo che l'estate è un periodo critico per la donazione, i malati ci sono, non è che possono andare in vacanza, è importante che ci siano i donatori. Invito tutti ad andare a fare una donazione, soprattutto in questo periodo, luglio, agosto e anche settembre, in modo che gli ospedali abbiano le riserve scorte giuste per funzionare. Dato che diciamo, tutte le terapie vengono svolte ugualmente e in Friuli circa 180-190 donazioni al giorno dovrebbero essere sufficienti a garantire questo lavoro degli ospedali. Noi in questo momento siamo un po' più bassi, arrivano i 140-130, dobbiamo recuperare questo gap. Ecco perché invito i donatori ad andare a donare, magari prima di partire e di andare in vacanza o magari quando tornano, però che passino al centro trasfusionale e non si dimenticano dei malati. Ci sono delle criticità particolari in questo momento, al di là dei numeri che lei ricordava? Ma no, ci sono più che altro i gruppi più numerosi, gli A positivi, ecco, quelli sì, perché chiaramente essendo un numero più ampio di popolazione c'è necessità di più. Però teniamo sotto l'occhio anche le nostre goccioline nel nostro sito, portaledono.it, perché quelli sono i dati ufficiali che ci arrivano dal CUP regionale, dove tutto il sangue viene praticamente coinvolto in tutta la regione. E da lì arrivano questi dati. Lei ha rivolto un appello a chi è già donatore, vogliamo fare un appello anche per potenziali nuovi donatori? È importantissimo, sì, certo, anche perché tanti nuovi donatori arrivano a una certa età in cui dopo non si può più donare. Sappiamo benissimo che la natalità in Friuli non è delle migliori ed è importante che allora sì, tutte le generazioni, anche quelle intermedie che hanno dai 40 ai 50 anni e prima, si dedichino anche alla donazione, magari 2 volte all'anno, non chiediamo di più. Però questo è un gesto importante e speciale, veramente, che salva le vite umane, quindi siamo tutti uniti per fare questo. Oggi inaugurazione di un nuovo punto DESPAR a Trieste. L'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini ha fatto anche il punto sulla situazione economica del Friuli Venezia Giulia alla luce degli incoraggianti dati sul turismo e su quelli in arrivo dall'economia. Sentiamo. Oggi si inaugura un nuovo punto vendita della DESPAR, un momento importante e un segnale anche in un momento che potrebbe essere considerato difficile di apertura. Beh, questi sono segnali molto importanti, come ha detto lei, soprattutto in questo momento dove l'economia sta ripartendo alla grande e soprattutto in Friuli Venezia Giulia. Quello che io voglio sottolineare è questo è un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Guardate, questa e un tempo era una zona degradata della città di Trieste. Bene, grazie al rapporto pubblico e privato si è creata una struttura in grado di offrire circa 50 posti di lavoro, quindi insomma questi sono i segnali che la nostra regione ha bisogno, questi sono i segnali che l'economia ha bisogno, quindi pubblico, privato assieme per far crescere posti di lavoro, per far crescere l'economia. La buona notizia è che il Sole 24 Ore proprio ieri ha detto, nei giorni scorsi, non ieri, ha parlato di una ripresa economica, oltre ogni aspettativa visto il periodo difficile del Covid. Esistono ovviamente delle situazioni di crisi ben localizzate, però l'economia ha retto, possiamo dire che siamo fuori o è ancora un po' troppo presto? Guardi, il Sole 24 Ore ha detto che il Paese Italia è cresciuto oltre le aspettative. Io dico che la regione Friuli Venezia Giulia è mediamente cresciuta più del Paese Italia e a mio avviso siamo oramai usciti, è vero, ci sono tutte queste benedette varianti che stanno ancora condizionando la nostra vita, però vedo un'economia molto spinta e poi non dimentichiamoci l'importante massa di denari che arriverà dall'Europa, sta già arrivando e arriverà nel nostro paese. Questo ci permetterà di fare degli investimenti importanti, creare occupazione, creare prodotto interno lordo. Il turismo sta andando bene, c'erano un po' di timori per il Green Pass, però alla fine anche la popolazione ha reagito in maniera intelligente e responsabile. Intelligente e responsabile, anch'io ho provato a far utilizzare il mio Green Pass, guardi, è un'operazione di 1 secondo /2, quindi questi aggravi importanti non li vedo. Quello che io voglio sottolineare è l'importanza, e ogni volta che ho qualche intervista lo faccio,
da parte delle persone di farsi vaccinare. L'unico modo che noi abbiamo per sconfiggere questo maledetto virus. Il turismo sta andando molto bene, guardate, noi abbiamo diverse località sia in montagna che al mare, ma anche nelle città di sold out, quindi sta andando tutto ben oltre le nostre aspettative, questo ci voleva. Ci separiamo adesso per alcuni consigli pubblicitari, ma ci ritroviamo subito dopo. Rieccoci nuovamente assieme per la seconda parte di A voi la linea. Partendo da un documento originale conservato a Udine, il Comune del capoluogo friulano ha promosso la lettura scenica dedicata alla vita di San Rocco. Appuntamento lunedì sera alle 20:45 in piazza Venerio. Questa mattina la presentazione. Presentato questa mattina in comune a Udine un progetto Interreg che è legato alla storia dell'arte anche nella parte della montagna del nostro Friuli Venezia Giulia, incentrato per quello che sarà l'evento del 16 agosto presentato questa mattina sulla figura di San Rocco. Con noi l'assessore Manzan che ci spiega come si svolgerà la serata. Questo evento è promosso come anticipato dal progetto europeo Look Up, che è un progetto che va a promuovere luoghi di fede, di culto, di spiritualità legati al nostro territorio. Recentemente è stata inaugurata l'illuminazione della salita al castello, che è uno degli interventi che abbiamo programmato in questo progetto per promuovere appunto dei luoghi di fede e di spiritualità molto radicati e importanti per la nostra tradizione e la nostra religiosità. L'evento del 16 agosto rappresenta un'altra tappa importante dopo quella dell'evento dei Santi Patroni. Nel 2022 questo progetto finanzierà e promuoverà un altro evento e quindi ringraziamo tutti i partner del progetto finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Austria per l'attività fatta e profusa finora, perché è importante vedere come i progetti europei hanno delle ricadute importanti per il nostro territorio e non rimangono progetti fini a se stessi. Ecco, l'importante è che ci siano delle ricadute, che tutti i cittadini ne possano beneficiare, pertanto l'invito è di andare a questo bellissimo evento del 16 agosto. Ecco, l'evento in che cosa si concretizzerà? C'è un manoscritto particolare legato alla figura di San Rocco, che tra l'altro dà anche un nome a un quartiere di Udine, e appunto come si svolgerà proprio fisicamente, chi ci sarà? Qua c'è assieme a noi il professor Angelo Floramo, che poi vi racconterà meglio di me come si svilupperà. E, ripeto, è un evento organizzato nell'ambito di questo progetto, quindi andare a promuovere delle figure così importanti per il nostro territorio è una delle mission del progetto. Ecco, allora vediamo come si svolgerà. Come dicevo, appunto, un manoscritto. Lei sarà, diciamo, il responsabile, tra virgolette, del raccordo narrativo. Sì, il manoscritto è importante, è un manoscritto del Settecento, conservato presso la Biblioteca Iopi di Udine, che è copia di un testo scritto da un patrizio veneziano, Francesco Dedo, ed è un'opera del 1400, della fine del 400. Il testo è un testo in un italiano volgare, in veneziano in particolare, che è stato ripulito per l'occasione e trasformato in una lettura scenica. L'attore Massimo Somaglino interpreterà alcuni dei personaggi importanti, dando loro la voce. Il mio compito è quello di fare dei raccordi narrativi, delle ricuciture e delle attualizzazioni anche, che possano aiutare il pubblico presente a capire quanto la figura di San Rocco sia una figura esemplare, capace di raccontare la gente, il tempo che noi oggi viviamo alla luce degli eventi che lui stesso ha vissuto. Michele Pucci, abilissimo e magistrale suonatore, poi creerà dei paesaggi sonori che aiuteranno ancora di più ad immergerci in quelle atmosfere in alcune tappe che idealmente ripercorreranno le tappe proprio del percorso di San Rocco e la sua pastorale vissuta per la gente, assieme alla gente. Ecco, in breve la vita di San Rocco, come ampiamente ha spiegato Angelo Floramo in conferenza stampa poco fa, un santo particolare legato ai poveri e anche amato da chi è in difficoltà tuttora.
Sì, è un santo che pur appartenendo ad una famiglia gentilizia molto, molto importante, decide di lasciare tutto e di porsi al servizio degli altri, tanto che oggi viene quasi considerato il patrono del volontariato, cioè di coloro che offrono a chi ne ha più bisogno il tempo e la vita, che è il bene più prezioso, senza chiedere nulla in cambio, in un racconto esemplaristico che è veramente splendido, perché poi ha dei riverberi in base ai quali la natura e la risonanza con il mondo delle semplici cose, delle povere cose, diventa la vera e importante catechesi per un cristiano. Allora grazie a Angelo Floramo, grazie all'assessore Manzan, grazie anche all'assessore Cigolot che ha presentato l'iniziativa. Quindi appuntamento in piazza Venerio a Udine lunedì 16 agosto alle 20:45, naturalmente con Green Pass e tutte le misure di sicurezza che prevede la normativa. Grazie Paola. Con la ripartenza riprendono anche gli eventi di beneficenza che erano stati sospesi a causa del Covid. Torna quindi anche l'appuntamento con il torneo Fabio Zuccheri. L'occasione che permette a San Vito al Torre di tenere vivo il ricordo del ragazzo morto nell'agosto del 2015 a soli 20 anni per un malore improvviso al primo allenamento sul campo del Sevegliano. In suo nome la comunità di San Vito e la nazionale di clown terapia si adoperano per portare avanti il progetto di beneficenza a lui intitolato. L'appuntamento quest'anno è per il 28 agosto. Sentiamo. Il 28 agosto a San Vito al Torre appuntamento con la beneficenza, un'iniziativa particolare, il torneo Zuccheri, ce lo spiega Antonello. Il torneo Zuccheri è un torneo creato per ricordare la memoria di Fabio Zuccheri, che era un calciatore delle nostre zone, e noi il torneo lo organizziamo per il ricordo e per la beneficenza. Siete a che edizione di questo torneo? Quella di quest'anno doveva essere la quinta, purtroppo con i vari protocolli FIGC e della Lega abbiamo dovuto annullarlo e speriamo di riproporlo a maggio 2022. Senti, ti chiedo un ricordo del ragazzo, perché è stata una vicenda particolare che aveva destato tanta commozione all'epoca. Sì, ormai sono passati già 6 anni e Fabio era un ragazzo solare, gli piaceva il calcio ed è per questo che noi abbiamo proposto un torneo basato sul calcio in modo da dare la possibilità ai giovani calciatori di esprimere i loro talenti e giocare allo sport più bello del mondo. Senti, questo torneo dedicato a lui, chi ci sarà, nel senso come si svilupperà e soprattutto qual è il fine? Il fine ovviamente è la beneficenza, donare qualcosa alle varie associazioni che fanno beneficenza. Ne avete coinvolte parecchie, no? Sì, ne abbiamo coinvolte parecchie, fra cui l'associazione Giovanni Galli, l'associazione donatori di organi e anche la nazionale calcio clown terapia. Ecco, la nazionale calcio clown terapia, Andrea Peresin, dottor Pepper in arte. Insomma, hai già avuto modo di organizzare eventi di beneficenza proprio con i tuoi, tra virgolette, aiutanti, no? Sì, intanto devo ringraziare il papà di Fabio, che Aldino, con il quale abbiamo parlato un paio di anni fa sulla possibilità di poter portare all'interno del torneo una partita di beneficenza. E purtroppo per tutto quello che è successo non abbiamo avuto modo di poterci essere e anche non siamo mai potuti andare noi clown neanche negli ospedali o nei vari reparti dove andiamo solitamente e quindi assolutamente la partita che faremo questo sabato prossimo, il 28, è una possibilità anche per noi per poter ritornare a vivere la quotidianità con più libertà. E quindi saremo noi con le vecchie glorie dell'Udinese, parte delle vecchie glorie, tra i quali ci sarà Rossitto, Pasa, Pellegrini, i vari Miano, Cinello, che si sono sempre adoperati per venire in questi momenti qui. Vedremo se in forse la possibilità di avere anche Pizzul, però ci saranno tante persone, con l'aiuto dei giornalisti e di tutto il direttivo, l'associazione di cui sono qui a rappresentare l'Antonello, speriamo di poter creare una bella giornata, anche perché verrà tutto devoluto, a parte del ricavato verrà tutta devoluta all'associazione Giovanni Galli,
che è l'ex giocatore della nazionale, anche della Fiorentina, che aveva perso un figlio in un incidente stradale, e poi, come diceva Antonello, anche la donatori organi. Questi dovrebbero essere i due enti interessati per la donazione, quindi spero che sia una giornata solare. Noi che facciamo parte di questo piccolo progetto che è la nazionale di calcio di clown terapia, ci proponiamo di portare il sorriso in giro per l'Italia anche attraverso lo sport e diffondere i valori del vivere in positivo, che non dovrebbero essere solo nostri di clown, ma dovrebbero essere di tutte le persone che sono qui, che sono partecipi nella quotidianità di ognuno di noi, insomma. Un bel segnale di ripartenza. Ma spero di sì, come al solito. Io mi ritengo molto patriottico nel Friuli e mi rivedo molto nei friulani che si sono sempre mossi in queste situazioni, specialmente del volontariato. Lo ripeto sempre, non finirò mai di stancarmi di dire, e in questo caso qui ritorniamo in Friuli dopo gli eventi che sono arrivati a San Vito al Tagliamento, nello stesso Cervignano, e la bellezza è che arriveranno clown da tutta Italia, quindi si sposteranno chi dalla Sicilia, dalla Sardegna, Calabria, Torino, e quindi fanno una faticata, però si sentono liberi di venire, e sarà anche modo per noi di tornare un po' in corsia, perché abbiamo l'intenzione di porre un saluto agli abitanti, dico io, del Cotolengo, di Santa Maria la Longa, che poi la sera saranno sugli spalti, parte di loro a fare il tifo, quindi penso che sia per tutti un modo per uscire da casa e godersi una giornata un po' diversa da quelle che abbiamo vissuto fino adesso. Antonello, insomma, loro ce la mettono tutta, anche per voi grandi aspettative. Sì, anche per noi puntiamo tanto su questa manifestazione, la stiamo organizzando nei minimi dettagli, speriamo che ci sia una buona risposta di pubblico. Da parte nostra noi manterremo comunque le regole che ci sono state date, le linee guida, e speriamo bene. Andrea, ci vediamo in campo. Quindi insomma, in bocca al lupo ragazzi, che sia una giornata veramente di sole, di allegria e di passione, amore. E anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon pomeriggio.